Una domenica libera per smaltire la delusione del KO con la Juve e caricare le batterie in vista della settimana di lavoro. L'appuntamento per il Cagliari è per questo pomeriggio ad Asseminello con l'obiettivo puntato sulla seconda trasferta di fila, stavolta a Ferrara, sul campo della Spalla. La trasferta di Torino non ha lasciato scorie dal punto di vista fisico e disciplinare. Anche questa settimana il giudice sportivo non avrà rossoblù da sanzionare e nessun giocatore ha avuto problemi. Oggi alla ripresa verranno ancora una volta valutate le condizioni dei tre assenti, Clavanna, Lico Giannis e Farias. Per il difensore sarà controllato il problema al tendine d'Achille che lo aveva tormentato dal ritiro estivo con il Liverpool e che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca dopo il primo tempo con l'Inter. Per il greco sembra prossimo il ritorno in gruppo dopo lo stiramento al polpaccio accusato alla vigilia della gara con i nerazzurri. Infine per Farias ci saranno nuovi accertamenti per il problema al polpaccio che lo ha bloccato durante la sosta. Anche per lui questa potrebbe essere la settimana giusta per il rientro in gruppo. Dalla Juve alla Spalla, dalla sfida impossibile con la squadra dominatrice in Italia e in Europa a un nuovo scontro diretto. La Spalla, sconfitta anche ieri dalla Lazio, è in caduta libera dopo una partenza lanciata, 3 vittorie nelle prime 4 giornate. La squadra di Semplici ha perso ben 6 delle ultime 7 partite con un solo successo clamoroso sul campo della Roma. In casa ha perso le ultime 3 partite con Sassuolo, Inter e Frosinone. Ecco perché la panchina del tecnico toscano è ora in bilico. Il Cagliari sabato sera a inizio ore 18 è atteso in un ambiente infuocato che chiederà alla squadra di ritrovare un successo fondamentale in chiave salvezza. Per il rossoblù invece sarà l'occasione per spingere in basso una diretta concorrente per una gara dove i punti valgono doppio.